Ciao a tutti, ho dovuto rifare il video perché l'audio non si sentiva. Comunque, spero che l'audio si senta, visto che mi sono anche attrezzata. Nuova webcam, nuovo microfono, spero di aver posizionato tutto per bene, per benino. E adesso iniziamo con il video degli acquisti. Ok, comunque, ho preso questa gonna da Tezenis, gonna vita alta che arriva fino al ginocchio. L'ho presa bianca e blu a righe bianche, l'ho presa grigia e nera. Andiamo avanti. Pantaloni da Tezenis di tessuto molto morbido, molto fresco. Se posso vedere fino in fondo meglio, eccolo qua. Devo rifare il video, ovviamente non è capitato, ma adesso ho dovuto rifare. Comunque, pantaloni di quel tessuto molto leggero, cotone molto leggero, molto morbidi, perfetti anche per la sera, ma anche per il giorno sia un po' più fresco, ovviamente. Maglietta di Tezenis, nera a taschino, con il taschino di qua. Qui sono gli acquisti della primavera-estate, più o meno. Devo far vedere perché sono accumulati un bel po'. Visto che ho fatto acquisti creativi, ho fatto l'haul normale e tutto, devo fare anche l'haul di questo. Comunque, qui ci sono pantaloni alla zuava di H&M, color mattone, con l'elastico sia in fondo alle caviglie sia dai fianchi. Poi vado un po' speciativa perché non voglio fare durare il video delle ore. Pantaloni alla zuava che ho preso l'anno scorso o 2 anni fa. Sono alla zuava, sono anche aperti alla gamba, si aprono, molto leggeri con l'elastichino sui fianchi. Poi una magliettina presa da Terranova l'anno scorso, 2 anni fa. Ce l'ho sia bianca così e sia blu, che al mio fidanzato non piacciono per niente. Qui qualche tempo fa avevo preso una maglietta così da Lupi, mi sembra, scusate che il naso. Poi così blu con Snoopy e il cuoricino più brillantinoso. In teoria nasce come pigiama, poi la uso come maglietta normale. Poi andiamo avanti. Questi sono i pantaloni che mi ha regalato mia zia. Sono lunghi, morbidi, alla zuava, sono le pantagonne praticamente. Sembra una gonna lunga, però è un pantalone perché ha l'elastico ai fianchi e sulle caviglie. È molto morbido, molto sciallettoso. Ho preso 2 kigurumi edizione estiva, uno fatto così, sono tutti interi, una tettina intera, maniche corte, pantaloncino corto, con la giraffina, rosa e viola e rosa, carino. E ho preso anche la mucchetta. Ecco qui la mucchetta. Tanto carino. Bianca e nera. Poi vestito lungo di Tezenis fatto a canotto, cioè così dietro, davanti è fatta a canotta, semplicemente tutto nero e lungo fino alle caviglie. È una canottiera molto lunga. Poi pigiamino da H&M, così, fantasia, qua,
è azzurro, carta da zucchero, con tutte queste decorazioni. Questa è la canottiera, dietro e davanti. Poi da Terranova ho preso questa simpaticissima salopette, ecco qua, sono tutte carine, molto cotone morbido, con le taschine dietro. Fantasia è questa, se la vedete, ananas floreale. Poi un altro pigiamino da Tezenis, che la maglia è così, un po' più corta delle maglie normali, quindi regolarsi se mettere una tira sotto o no. E i pantaloni sono fatti così, la fantasia, cotone morbido, quindi non dà fastidio. Questa l'ho presa dai cinesi, l'ho presa di tanti colori, sono canottiere cotone morbido, semplici, morbide, finiscono in questo bel pizzo. Ce l'ho rossa, blu, fucsia, non si vedrà mai, fucsia, e beigeurino. Ce l'ho anche nera da lavare. Poi crop top da Tezenis, crop top da Tezenis, 8,90 €. Qui volevo prendermi anche la gonna vita alta così, però non mi sono azzardata. Poi jeans a vita alta di Tallyway, fatta a bottoni, jeans normalissimo, vita alta, molto aderente, se lo vedete, eccolo qui. L'ho preso uno singolo, però è tutto nero, con la zip e un bottoncino così. Però mi piaceva così, però non c'era il nero. Poi una jumpsuit di Tallyway, che è fatta così, scollo questo, la fantasia è questa qui, morbida, c'è anche le taschine, e tutta così fino in giù. Ha solo l'elastico in vita che dà un po' fastidio, però sto cercando di sistemarlo. Poi salopetto che ho preso da Pannolenci su eBay, è un venditore su eBay, fatta così, vedete, dietro così, davanti così, e c'ha il cavallo basso e in fondo ha l'elastico. Poi pantaloncino molto leggero di Tezenis, il solito tessuto dei pantaloni neri, fatto così. L'ho presa anche una fantasia, però sul grigio, bianco e nero. Andiamo avanti. Poi crop top di Terranova, l'ho preso nero e grigio, mi sembra, nero, o forse solo nero, non mi ricordo. Prezzo 5,99 € in saldo, semplice, crop molto semplice. Pantaloni di Tezenis, come quegli altri morbidi, con l'elastico in fondo. La fantasia è questa, però sono più scomodi perché il tessuto è molto più sgradevole a dorso. Poi canottiera lunga di Tezenis, bianca e nera, con gli spacchi laterali, davanti e dietro. Poi gonna lunga con l'elastico, una gonna semplice da abruzzese,
l'elastico è molto rigido, liscia, lunga, abbastanza larga, perdonate che è al contrario. Poi alla Fiera San Giuseppe ho preso queste canotierine che vanno molto di moda, tutto sintetico ovviamente. Eccole qua, Pocahontas, se la vedete, oh, la piccola mi chiamava il Pocahontas e non potevo non prenderla. Poi andiamo avanti. Devo allungare, scusate, le cose al contrario. Da Terranova è un po' che la stavo addocchiando. Eccola qua, Terranova, una felpettina flawless tutta stampa fiorata bianca, è molto felpattina dentro, quindi per ora non posso metterla, ma non vedo l'ora di metterla. Qua davanti dietro, costata 5,99, quindi era un affarone, non potevo farmela sfuggire. Poi vestitino di Tezenis che ho preso anche la canottiera simile, però di colore nero. Questo è bianco, fatto così, avrete linee corte, liscio, arriva al ginocchio, molto carino. Infatti c'è l'equivalente nero però fatto a canottiera, se vedete. Posso dirvi anche il prezzo di questo, 10,90. Poi andiamo avanti. Maglietta di Tezenis semplicissima bianca, l'ho presa anche grigia, perché uso molto le magliette di primavera e estate, ne metto parecchio, quindi. Poi body che ho preso questa primavera da Taliway nero, fatto così con i bottoncini dietro una zippina, manica 3/4, molto carino, semplice. Mi piace più con le gonne a vita alta e pantaloni a vita alta, mi piace molto di più. Pantaloncino che ho preso da Decathlon a 3 euro, della Domios, grigio, così grigio e nero, ideale anche d'estate, d'inverno, per fare attività fisica. Scusate. Poi canottiera di Taliway a linea basic, eccola qui, grigia scura, perdonate che al contrario è una canottiera semplicissima. Sì, sto registrando il video. Vabbè, io sto arrivando, sono uscito. Va bene. Ciao. Ciao. Canottierina sempre di Taliway, Taliway, è azzurro carta da zucchero con tutte queste manine Vittoria, molto semplice, poi mi piace molto larghe, molto comode. L'ho presa anche color vinaccia, senza decorazione, semplicissima, però è un colore molto bello, un bordeaux vinaccia color vino scuro, molto molto bello. L'ho presa così e anche bianca, semplice, come quella grigia, molto semplice, così. Maglioncino di Tezenis che ho preso questa primavera, l'ho vista anche a una youtuber, me ne sono innamorata, a righe blu e bianche, con tutti questi cagnolini tanto carini, molto, molto morbido, molto comodo. Poi altra magliettina di Taliway, colore mattone, questa Good Vibes, molto semplice. Qui
Poi gonna lunga di Tally Wave, tutta a bottoni fino in fondo, molto largo. Scusate se è stropicciato e non si vedrà mai. Questo è il sopra, questo è in fondo, che è molto larga, semplice, cotone molto morbido, invece perché è molto pinapposa, mi piace. Poi pantalone a pinocchietto di Tezenis, che ho preso così, semplici neri, e grigi con queste zigrinature, se le vedete, ecco qua. Costavano poco e sono abbastanza versatili. Poi due vestitini che ho preso da H&M, che mi piace molto questi vestiti qui. Uno è così, sopra così, grigio, aderente al corpo ma non attillato, dietro è così, molto comodo. Spero di poter usare anche d'inverno, non lo so. Anche così, color verde militare, che quest'anno è tanto di moda il verde militare. Eccolo qui. Jeans strappati, boyfriend jeans, così neri, se riesco a farvi vedere. Il sopra è così, c'è qualche strappo nelle gambe, il dietro è semplice. Li ho presi così e blu, colore jeans blu scuro, però questi qui sono più scomodi. Tipo il colore blu è più comodo e questi qui sono più scomodi, anche se la solita maglia è il solito modello, non so come mai. Poi vestitino che mi ha regalato mia mamma, comprato dai cinesi, molto pin up, la gonna larga e il sopra con questo nodo, dietro è fatto così. C'è il prezzo? No, non deve essere stato tanto. Poi altra canottiera come quella a righe che ho comprato, anche nera, solo che nera non la trovo forse da lavare, o è stesa, con questi spacchetti laterali. Eccola qui, militare come quella a righe e nera. Poi canottierina sempre Tally Wave, però stavolta con i bottoncini, se lo vedrete, eccolo qua, è tra grigio e bianco, molto carino, grigio chiaro, molto basic. Poi abbiamo quasi finito, ve lo prometto. Costumino di Tally Wave, fatta a fascia con dietro il nero, con la fascia di fiocchetto, perché io uso solo le fasce e sotto è sempre nero, quello normalissimo slip da legare al fianco. 3 zainetti, uno questo qui di Terranova grigio con le applicazioni in pizzo, vi faccio vedere, ecco qua, molto carino. Zainetto sempre di Terranova, però sul jeans, che si vede così, qui tutto è così, si prende una montagna di roba. Zainetto che mi ha regalato mia mamma, preso da Carpisa, color rosa cipria, se lo vedete, qua, molto semplice, molto carino, c'è anche color grigio verde, non mi piaceva, e il nero molto carino. Scusate, mi devo allungare. Crop top che ho preso dai cinesi, l'ho preso così e nero. Ho preso anche la tuta di jeans, però non so mai come abbinarla, non la metto praticamente mai, è inutile farvela vedere. Ciabattine prese
dai cinesi, color Tiffany, mi creduto, ma ripeto non ne avevo più, scarpe di Terranova pagate 9,90 € qua, poi scarpe bianche di Talli, simil Superga, sì. Molto carine, non costavano molto, sui 10 €, 9 €. Ciabattine per la fitta rosso, io le ciabatte le porto solo così, infatti ce l'ho così, nere e color neon, gialle, mi faccio della suola. Ecco qua, sono simili Birkenstock. L'ultima cosa che volevo far vedere è, se riesco a farvela vedere, tutta sta roba, il pigiamino che ho addosso, la canottiera così e sotto i pantaloncini corti grigi, dietro la canotta è così, riesco a farvela vedere, eccola qui. Questo pigiamino l'ho preso da Te Zenis, molto carino, molto simpatico con la farfallina. Poi ho preso anche queste, scusate, opla, ciabattine prese da Tiger, queste pelusciose, l'infetto peluscioso, e niente, ho anche un altro pigiamino di Target, ma è una canotina normale grigia, carina. Comunque con questo il mio shopping, il mio haul di shopping estivo primavera-estate è finito. Spero vi sia piaciuto, spero vi possa dare qualche spunto per qualche outfit. Credo che farò anche gli outfit estivi, visto che siamo quasi a fine estate. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace. Se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale. Io vi saluto, vi mando un bacione, al prossimo video, ciao!